My behavior's unacceptable, so condescending, unnecessarily critical. I have the tendency. Dopo la grande stagione disputata l'anno scorso con la promozione in Serie A2 e la vittoria della Coppa Italia di Serie B, il Laio Oderzo è ripartito dalla Serie C, cedendo il diritto di Serie A2. Ho avuto chiaramente una grande amarezza, però intanto siamo arrivati in Serie A e non tutti ci arrivano. Secondo, siamo arrivati probabilmente su un momento dove l'economia italiana non era nel momento giusto e le cose sono andate così. Rimane una grandissima soddisfazione di un campionato ai massimi livelli dove abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere, poi per difficoltà economiche le cose sono andate come tutti sanno. È chiaro che dalla super gioia siamo passati a una grandissima delusione che devo ancora smaltire e mi auguro che se ci ritornerò saremo un po' più fortunati. Ed ora l'Oderzo nel girone A della Serie C è sicuramente la squadra da battere. In C ha infatti tenuto alcuni giocatori che hanno fatto la promozione in A2 come Luca Moro. Mi sono trovato molto bene a Oderzo, una società che vuole ricrescere e quindi bisogna aiutare anche queste realtà che vengono fuori. Oltre a rimanere alcuni giocatori della B1, rimane invariato l'obiettivo. Il LAE punta sempre in alto. Sì, quest'anno l'obiettivo è quello di fare la promozione, comunque la squadra è una squadra molto valida per la serie e quindi cercheremo di rispettare quelli che sono gli obiettivi perché altrimenti sarebbe un fallimento visto l'andamento anche del campionato. Obiettivo promozione dunque più che dichiarato. L'obiettivo del Presidente e anche nostro è quello di sempre il massimo, quindi di arrivare primi e di vincere il campionato. Quest'anno tutti ci danno per favoriti, non è facile perché tutti giocano col coltello fra i denti contro di noi e quindi non è una cosa semplice ogni sabato trovare squadre che cercano di metterci in difficoltà, però finora è andato bene, speriamo di continuare fino alla fine. La Serie C del Laio Oderzo è un mix fra atleti che hanno fatto la B1 ed altri che l'anno scorso sono stati promossi dalla Serie D. Sono rimasti 5-6 elementi, più o meno la squadra titolare dell'anno scorso. E quest'anno è un po' più dura dell'anno scorso, soprattutto perché ci sono degli elementi che hanno affrontato il campionato di B1, pertanto lo spazio è quello che è, però cerchiamo di lavorare durante la settimana per guadagnarci il posto in squadra il sabato, quando c'è concesso entriamo e cerchiamo di dare il massimo. Staremo a vedere se l'Oderzo saprà dunque terminare la stagione al vertice, come tutti pronosticano. L'allenatore predica prudenza. Guardiamo sempre avanti, partita per partita, la giochiamo, vogliamo cercare di vincere, è il nostro obiettivo, però non è detto che siamo sicuramente più forti, finora sì, fino a questo momento l'abbiamo dimostrato e siamo nel posto giusto fino a questo momento. Speriamo di restarci fino alla fine, questo è altrettanto vero. E in molti si chiedono, e se l'Oderzo andrà in B2 e poi punterà ancora alla B1 e successivamente raggiungerà la 2? Si farà o no la Serie A? È difficile dirlo adesso, in questo momento di ristrettezze economiche eccetera, programmare il futuro credo sia impossibile. È chiaro che se continuo a fare pallavolo lo faccio per vincere, non faccio per restare. È chiaro che uno degli obiettivi è far crescere i nostri giovani, abbiamo un bel settore mini volley a Mansuè, abbiamo circa 50 ragazzini e ragazzine che fanno mini volley e contiamo di tirare fuori i giocatori dal nostro vivaio.